Amici bellini, che bella storia, la Svizzera, proprio la Svizzera, il Canton Ticino. Perché? Perché oggi è martedì e doveva essere un martedì pazzesco, dove dobbiamo esultare per una nazionale che non ci interessa, ma perché quando l'underdog caccia la scienza e riesce a battere gli strapagati è troppo bello, ragazzi, è proprio una storia da Superlega, proprio, perdonatemi il sarcasmo. È proprio Mbappé, proprio uno dei migliori giocatori al mondo, perché resta uno dei migliori giocatori al mondo, non c'è dubbio, ma i rigori li sbagliano anche i migliori e quindi noi dobbiamo prendere e portare a casa la soddisfazione di una Francia che pare, perché poi ho sentito dai vostri commenti ieri nello short. A proposito, benvenuto Sergio Bottone, e iscrivetevi al canale e lasciate i like preventivi per la domanda scomoda che faccio a Paolo nel continuo di questo video, e poi facciamo anche il finalino, il famoso finalino zan zan, e la chiudiamo lì. Signori, è troppo bello, proprio sbaglia proprio lui. E io ho sottolineato ieri nello short invece il fatto che quel rigore poi è stato dato dal VAR nonostante Zuber non abbia fatto l'esagerazione, non si sia buttato a terra, Conti si è rialzato, ha continuato, voleva segnare, così si fa. Poi purtroppo Rodriguez lo sbaglia e quindi quella favola di quel rigore stava venendo meno, ma resterà la favola della Svizzera che riesce a portare questo risultato storico a casa. Un macello la Francia, perché è un macello quando c'hai tutti i campioni, va benissimo, ma c'è traffico lì, li devi far giocare bene, li devi mettere in campo in un certo modo. Marocchi poi tra l'altro ha detto una delle cose, parlava proprio a vanvera calcisticamente parlando, perché non puoi dire ma con il 4-2-4 tu rinunci al possesso palla, qualcosa devi rinunciare, rinunci al possesso palla, niente di meno. Con il 4-2-4 rinunci al possesso palla, una frase che non ha alcun senso, quindi me la dovranno spiegare, perché con tantissimi bravissimi professionisti devono parlare certa gente, ma insomma lascia il tempo che trova. Godetevi l'intervento di Paolo, interverrò a gamba tesa all'interno dell'intervento su Telea per spiegare una cosa musicale importante e poi nel finalino ci salutiamo. Vai! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Andiamo a New York da Valerio. Ciao Valerio. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Claudia, ciao Antonio, ciao Anna. Ciao Valerio. Ciao. Ah, tu che sei fatto? Insigne Mertens hai fatto la sì. L'ho capito subito. Prima ancora che vedevo già avevo capito. Perché io sarò un po' combattuto, devo dirti la verità. Tifo Italia, tifo per il Napoli, specialmente. Però dopo il 2006 tifare per l'Italia è diventato un pochino più difficile. Non so perché, è una questione di cuore. Il tifo non è che tu scegli di tifare. È un pochino più difficile, sono meno entusiasta di seguire le cose dell'Italia. Quest'anno però, un po' perché gioca meglio degli altri anni, un po' perché ci sono più gruppetti, non c'è un blocco. Questo senz'altro. E questo mi piace, secondo me c'è un bel gruppo, si stanno tutti divertendo molto e quindi sono contento di vedere. Poi ti dico la verità, la partita ero al lavoro, ero in un pub a suonare e quando ha segnato Chiesa io ho urlato di gioia e se ne sono accorti tutti perché stavo suonando ma c'era lo schermo e ho urlato. Visto che tu sei un musicista, Valerio, sì. i gusti musicali dei giocatori della nazionale italiana, basta, non te la faccio la domanda, va bene così, va bene, io non completo la domanda, tu non rispondere. Però tu sei un musicista, a un certo punto nel pullman è partito... Ah, lì è stato bravissimo, è stato un passaggio straordinario. È partito, la possiamo dire, non è una brutta parola, cornutone degli Squallor, che mo, al di là di tutte le valutazioni che si possono fare... Però quella è bellissima. Però quella, al di là che quella musicalmente, vi rivolgo a Valerio che è un musicista, per quelli che si sono fatti condizionare solo dalle parolacce che ci sono, io no perché non sono moralista, però insomma, facciamo che qualcuno non può piacere quel linguaggio, ma parliamo della musica, lasciamo perdere i testi. Di che stiamo parlando, Valerio? No, ma loro erano molto avanti, loro poi hanno scritto canzoni per la musica, cioè per cantanti straordinari che sono arrivati prima in classifica. Erano degli autori straordinari che poi privato si divertivano e facevano. Quindi inconsapevolmente, perché i calciatori
Ovviamente lì per lì in diretta sono talmente tante le canzoni che non le ho potute citare tutte, ma tra Daniele Pace, Totò Savio e Giancarlo Bigazzi, signori, vi faccio qualche accennino. E la luna bussò per Loredana Bertè. Dopodiché abbiamo Cuore matto, Un gatto nel blu, 20 anni, Erba di casa mia, Mi innamorai, Miele, tutte le cose co-scritte con il Giardino dei Semplici che io adoro, Maledetta primavera, cioè una roba incredibile. Dopodiché Gente di mare, Erba di casa mia, Cosa resterà degli anni 80, Gli uomini non amarmi, Ti innamorerai, Bella stronzo. Ragazzi, ma ci rendiamo conto di cosa? Ti amo, Gloria, si può dare di più. Gli Squallor. Ma non scherziamo proprio, continuiamo. L'hanno messo solo perché si fanno il resato su Goppa e Mare Parole. Ragazzi, non mi fate, non posso mai cambiare idea. Non capisce niente della bellezza di quella musica. Ma che ne sai che che tra di loro non ci sia un esperto musicista? Ma Vale, tu lo senti quando cantano l'inno? Ma ci sta uno che è intonato. Non ci sta. Ognuno piglia una tonalità sua. Eppure a un certo punto uno per la legge dei grandi numeri la dovrebbe ingarrare la tonalità giusta. Invece no. Ma li sentiamo anche quando fanno le loro storie personali, che ogni tanto sta uscendo molto di musica napoletana. Ho sentito pure Mi piace la cotoletta, queste cose qua. Vabbè, ma diciamo la verità, Vale, qua quelli che sapevano giocare a pallone e sapevano cantare si contano sulle dita di una mano. Uno di questi sono io. So pochi quelli che sapevano fare due cose. Devono avere il ritmo, specialmente devono avere il ritmo, poi la voce la devono cacciare in altre occasioni. Volevo fare un accennino sulla questione dell'inginocchiarsi perché adesso ho letto l'ultima cosa, dice la FIGC lascia l'interpretazione, cioè lascia la libertà alla squadra di scegliere, ed è giusto lasciare la libertà. Però io, vivendo all'estero, ti assicuro che fare il gesto solamente per rispetto dell'altra squadra che lo fa non è il massimo. No. Ma neanche qui credo. Stato meglio. Cioè, Valerio, questo contenuto credo che non sia soltanto perché tu sia all'estero a New York e da parte tua non è visto bello, credo che neanche tra di noi è vista una cosa... Ah no, e sono contento perché ne ho sentito parlare poco anche tra virgolette i colleghi youtuber, e quindi mi piaceva sottolinearlo con voi, che mi date questo spazio che per me è importantissimo. Sarebbe stato carino farlo sempre, dimostrarlo sempre, non perché l'altra squadra lo fa e allora ti dici qualcuno sì, qualcuno no. E quello è successo alla partita precedente, sì, l'Italia, 5 sì, 5 no, mi ricordo com'era la cosa. Va bene, grazie Vale, se c'è un'altra, c'hai un minuto. Giusto, vai. Ti chiedo su Giuntoli, che ha smentito, ha detto io non parlo con i giornalisti, va bene. Ma questa è una cosa positiva. Però ha smentito Camarà. Però guarda, bisogna vedere che significa io non parlo con i giornalisti. Qua, tu lo sai, in superficie io non ci resto mai, altrimenti non farei le trasmissioni che faccio, che sono di approfondimento su tutto. E se qualcuno mi apprezza, tu so che sei uno di quelli che mi apprezza, è proprio perché io cerco di analizzare le frasi. Con i giornalisti non parlo mai, posso smentire Giuntoli. Posso ufficialmente smentire Giuntoli, perché con me no, però che lui con alcuni giornalisti quantomeno scambia messaggi ve lo do per certo. Quindi con i giornalisti non parlo mai, dovrebbe spiegarla meglio. Non è vero, ci parla. Semmai non do notizie, doveva essere più preciso nella frase. Non do notizie di mercato, ma non parla mai. Io posso dire con Giuntoli e con De Laurentiis non parlo mai, perché poi in realtà venitemi a fare tutto il tabulato delle mie telefonate, non lo troverete mai una telefonata. Ma lui invece, se il tabulato vale pure per i WhatsApp, penso di sì, si scoprirà che lui al mini WhatsApp con alcuni colleghi se li manda perché l'ho visto io. Non sono io fra questi, ma li ho visti io. Ma d'altra parte nel suo lavoro lui proprio non deve parlare di notizie di mercato. Ma va benissimo, però non spettacolarizziamo. Io con i giornalisti non parlo, perché con i giornalisti con alcuni intrattiene rapporti di scambio di messaggi e qualche volta anche telefonate, non ve lo so dire perché non mi metto, però i messaggi li ho visti, e quindi qualcuno non solo scambia messaggi ma poi non viola anche la privacy, perché scambia messaggi e poi li fa vedere in giro. Ecco qua, e quindi sputtaniamo Valeria, e diciamolo, sono passaggi bellissimi di televisione che non esistono. Cioè, smentiamo la smentita. Vi chiedevo solamente questo: cosa porta secondo voi a smentire
una trattativa che magari gli hanno chiesto, ma le altre non le smentiscono. Quindi secondo voi le altre esistono? Mi E faccio, vi lascio. in questo caso ti dico che la trasmissione finisce fra pochi minuti e quindi se volessi dare una risposta con un minimo di importanza ci vorrebbero 3 ore, perché non la capisco sta cosa, dovrei fare un articolamento che non Ti dava finisce fastidio mai. qualcosa in particolare che Forse esatto, nell'uscita c'è di qualche, questo nome, qualche c'è qualche intermediario, esatto. Bravo Antonio, dilla tu. Queste, c'è qualcuno che l'ha fatta uscire, tra l'altro uno che l'ha fatta uscire, tanto per non fare nomi e non fare cognomi, sono io. Ma, no, aspetta, però non è con me, Giunto non mi pensa proprio. perché tu hai citato un'altra persona. No, non mi pensa proprio. Io ho detto che Bagni me ne aveva parlato molto bene. Ecco, questo. Ora non lo so se è per Bagni, perché Bagni poi ha detto che lui i giocatori, il Napoli, lui li consiglia, il Napoli non lo so, è una ricostruzione che quel maligno di Gaito mi ha portato a fare. Io non l'avrei fatta perché io sono un ingenuo, è un bravo. Infatti tu non ci avevi proprio pensato, Noi era non stato sappiamo, Antonio che ha fatto tutto per carità, questo. noi non sappiamo chi sia nell'entourage di questo giocatore, magari avevano No, ma qualcosa Bagni in non particolare. non ce l'aveva, solamente detto che è un giocatore Sì, no, come molto bravo. da Allora, esperto, visto che diciamo. forse Che viene smentito no, a solo parte lo questo. ma noi siamo liberi e puri e cristallini e quindi abbiamo pensato una cosa probabilmente sbagliata. L'ha pensata Antonio, a me una ricostruzione, perché allora hanno fatto il titolo su tutto Napoli del genio, 2 punti, virgolette. Bagni mi ha detto che Camarà è molto bravo. Bagni ha detto che Camarà è molto bravo, Bagni è quello che dice che lui ha portato dei giocatori molto bravi al Napoli, il Napoli l'ha rifiutato, ma loro vogliono dire guarda che Camarà non è buono, non ci serve, è l'ultimo giocatore al quale pensiamo. È una ricostruzione, può essere Sicuramente sbagliamo noi. una normale, sì, sicuramente. Grande spunto, Grande- ottima risposta. Ciao Vale, grazie. Ciao, grazie a tutti. E allora signori, io sono veramente contento se ve lo siete visti tutto, perché è uno di quei video importanti dove c'è lo spunto. Sembra che non ci siano notizie, ma invece questo spunto che ci danno Antonio e Paolo è molto importante, perché ci fa capire qualcosina, ci fa capire un pochino come reagisce il Napoli rispetto a certe situazioni, perché sono molto veloci certe volte e altre invece ignorano la smentita. Ci sono delle cose sotto. Ora ovviamente sono ricostruzioni, quindi parrebbe che si potrebbe pensare che forse non possiamo mai dare nessuna sicurezza, però ognuno si fa la propria idea, perché la libertà di pensiero è ancora una cosa importante, la libertà di inginocchiarsi, come abbiamo accennato. Per me quella cosa è una vergogna vera e propria, perché non si fa così, non si fa solo per l'altra squadra lo fa, allora lo facciamo pure noi, schiena dritta, spina dorsale, o lo fai perché lo senti oppure non lo fai proprio e dici sono tutte stronzate, una delle due, non si può fare altrimenti. Per me, se io avessi tutti quei soldi e potessi spostare opinioni e magari quello che non sa, quello che è indeciso, oppure quello che non ne ha sentito parlare, perché c'è gente che ancora crede che non ci sia razzismo nel mondo, inginocchiati, la gente dice ma perché sei inginocchiato, e si informa e lo sa, ed è una cosa molto importante. Lo sapete che io sono molto molto sensibile al riguardo. Da New York, Valerio Frido è tutto. Voi vi vedete questo video, lasciate i like, commentate, vi iscrivete e io vado a suonare perché devo fare il che fare, lo sapete, e domani ci sarà la cosa di De Laurentiis, mamma mia, non vedo l'ora. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,